know you wanna listen to us, XOXO The Draft. Hello everyone, welcome back to The Draft. You're here with Antonio. And Sophia sitting here for Gaia. And we also have a special guest. Gloria. And today we'll be asking Gloria some questions. Allora, What started your passion for cooking? oppure, dove è spuntata la passione per la cucina? La passione per la cucina è diventata quasi un'esigenza, è nata perché dovevo cucinare per la famiglia. Sì, ovviamente. E poi è diventata una passione, quindi volevo sempre superarmi, volevo sempre migliorare. Invitavo gli amici a casa a cena e cercavo sempre di migliorarmi, quindi è nata come esigenza, è diventata una passione. Almeno a me io cucino spesso solo la carbonara con gli amici, però vorrei espandere un po' la cucina. Già la carbonara è uno dei piatti più difficili, quindi se ti viene bene, complimenti. Grazie. Who was the hardest judge to impress? Chi era il giudice più difficile da soddisfare? Allora, a me più che da soddisfare, a me dava fastidio un po' Bastianic, perché sentivo che mi dava giù di più, cioè mi bacchettava un po' di più, anche se magari lui... Vedendolo dalla TV sembra quello più tranquillo, quello che non dice niente, sempre con le mani dietro la schiena, Sì. però scommetto che essendo lì è Allora, totalmente sembra diverso. tranquillo, ma lui, essendo americano, parlando in italiano, quindi qua andiamo un po' sulle lingue, non manteneva l'accento della magari complimento o battuta, quindi lui dicendoti le cose in italiano, magari per lui mi faceva un complimento, ma magari io lo prendevo come non un complimento ma un... Era tutto molto serio il modo che diceva. Sì, gli mancava l'accento giusto per far sembrare, tradurre l'americano dall'italiano, secondo me, perché lui Sì. parlando, quindi anch'io sono ipercritica, anch'io magari ero un po' negativa, io lo vedevo sempre come non un complimento ma un affronto nei miei confronti, invece tante volte lui cercava di farmi un complimento, ma come quando mi ha detto hai il cuore, cioè sei fuori di sasso ma il cuore di gomma piuma, lui l'ha detto in un accento che io l'ho preso come non un complimento, invece per lui era un complimento. Poi Quindi... è interessante proprio il modo che l'accento, magari io ho l'accento scozzese, che ok che sono nato in Italia, però a volte delle parole mi posso confondere. Sì. Però è interessante vedere la differenza nell'inglese e nell'italiano parlato da una persona americana, come cambia. Sì, infatti lì cambia, secondo me, poi magari ero più io che la mia mente lavorava da sola e ragionava e diceva guarda gomma piuma, poi facevo anche le battute perché Sì. mio marito fa il tappezziere, lavora di gomma piuma, quindi alla fine me la vedevo come quasi una critica. Diciamo che ognuno la può prendere in modo diverso, Sì, magari per infatti. te è una critica, per me può essere anche un complimento. Esatto, ma secondo me qua è la mente di una persona che lavora e se io fossi stata più sicura in me, invece io ero insicura, magari l'avrei presa come un complimento, perché magari dici la stessa cosa a due persone, dici una cosa a un insicuro e un'altra cosa a uno che invece è pieno di sé, uno la prende come complimento, uno la prende come una critica, Sì, quindi sì. magari è anche questa cosa che io la prendevo come una critica. Diciamo che a lui mi dava fastidio, il più giudice difficile da convincere, si faceva più fatica a essere apprezzati forse da Barbieri, il giudice che mi piaceva di più, diciamo che è Cannavacciuolo, e Locatelli era quello forse più dolce, più tranquillo, secondo me. Almeno io ho sempre guardato Masterchef con mio papà, ci mettevamo lì e il mio preferito era Bastianic, onestamente. Allora, lui è un simpaticone, secondo me io lo vedo come il giullare, manca, secondo me adesso nell'edizione, vediamo se quest'anno ha fatto non so se hai visto l'edizione di quest'anno. Quest'anno non ho ancora visto, ma Allora non ti spoilerò niente. vedrò dopo. Comunque diciamo secondo me il prossimo anno forse lo reinseriscono, se non come Dovresti iniziare a ospite. guardare Masterchef anche tu. Okay. No. And the last, what was your experience with high school and where did you go? E l'ultima domanda è qual era le sue esperienze con la scuola superiore e dove andava alle superiori? Ah, bella domanda, bravi. Allora, io la scuola, ho mollato scuola, quindi io terza superiore facevo chimica, ho mollato. Perché? Perché sono stata sospesa.
Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Quindi sono molto, se uno mi dice non fare una cosa, io faccio il contrario. E quindi il preside, c'erano 4 ore di supplenza e ha detto se andate a casa al pomeriggio vi sospendo. E io sono andata a casa. Ma... E quindi ho mollato e mi sono ritirata. Che indirizzo, se posso Era chiedere? chimica. Io... E quindi una grandissima soddisfazione aver avuto i professori a cena e essere io in piedi lì a spiegare a loro come si fa la sferificazione. Cioè, avevo fatto una sferificazione ai tempi, un piatto con una cosa sferificata e mi fa, ma che brava, ma come hai fatto? Io faccio, ma guardate, questa è una cosa bellissima da fare ai ragazzi a scuola. Quindi giocate un po' con, non mi ricordo cosa gli avevo detto gli ingredienti, comunque c'è il sale alla cucina, yogurt, e quindi diciamo cose che si possono trovare a casa e riuscire a fare la sferificazione. Qua se vengono i ragazzi a fare la visita della scuola è bellissimo farlo vedere e si incuriosiscono. Ma per e provare, magari, sì. secondo me, quindi io essere lì in piedi e spiegare a loro come fare, mi sono sentita proprio, diciamo, è stato una delle mie prime rivalse. Quando ha aperto il ristorante, qual era la sensazione? Cioè, questo è mio ristorante. Cioè aver aperto, aperto sono stata proprio impaurita, ero molto impaurita. Ho avuto mio marito che mi ha dato la pacca sulla spalla e mi ha detto ti aiuto io, perché alla fine aprire un ristorante non è che sia ok, apro il ristorante ed è tutto facile, c'è un livello di burocrazia in Italia altissimo, Sì, che proprio immagino. ti frena, poi non parliamo di tasse, tutto il resto comunque ti frena. E, diciamo contenta ma più impaurita. Diciamo che inizio adesso a vedere i frutti, perché all'inizio che lo apri dici chissà come andrà, devo rispettare le aspettative del cliente perché il cliente mi ha vista a Masterchef, l'aspettativa è molto alta e quindi c'è questo livello di aspettativa, quindi sempre paura da insicura di non soddisfare l'aspettativa del cliente. Poi adesso vedi che esci, anche ieri sera avevo un ristoratore di livello a cena e ti dicono bene, brava, ottimo, cioè proprio, e dici cavolo, ma allora quindi ti prendi le tue soddisfazioni e adesso tanti mi dicono non hai vinto Masterchef ma alla fine hai vinto col ristorante. Sì. Anch'io, ma anche questa cosa qua di non vincere. Chi arriva primo è arrivato, stop, è arrivato. Chi arriva secondo deve ancora dimostrare qualcosa agli altri, quindi secondo me chi arriva secondo ha una marcia in più perché deve spingere perché deve riuscire a far capire non ho vinto, ti faccio vedere io che non ho vinto, cioè. Non ho mai sentito questo. Però c'è il fatto, perché tutti puntiamo al primo posto. Guardiamo i Maneskin, hanno vinto qualcosa? No. Dopo ovviamente. sì. Però non hanno vinto X Factor, ma Però sono stati i più famosi sono dopo. Più famosi adesso sì. al mondo, quindi ma tanti, Vasco Rossi ai tempi, non so se lo conoscete, ma sento Mio papà ascolta lui. Vasco Rossi non ha mai visto Sanremo, non l'ha vinto, però è uno dei cantanti più famosi. Cioè, se andiamo a vedere chi non ha vinto è quello che dimostra, cioè fa vedere che perché secondo me quello che arriva primo, dopo finito prendiamo Sanremo, ha una pressione sulle spalle per fare ancora e magari dopo però ma magari arriva primo, ha vinto, ho già vinto, basta. Ho già dato il mio, questo è il mio massimo. Invece chi non ha vinto magari non ha neanche dato il massimo oppure lo ha dato, però deve lo spinge a dare ancora di più quando arrivi. Deve dimostrare ancora di più. That is all for today. We will catch you next time. Thank you. See ya.